E per raccontare la storia del calcio di San Donà di Piave, la presentazione di un libro, il servizio di Federica Midena. AC San Donà, 90 anni di calcio bianco celeste. Questo è il titolo del libro presentato al Centro Culturale Leonardo da Vinci. Gli autori, Giovanni Monforte e Stefano Pasqualato, hanno ripercorso la storia della squadra sandonatese dal 1922 ai giorni nostri. È un libro che in circa 540 pagine, con oltre 400 immagini, racconta questi 90 anni di storia del calcio biancoceleste, del calcio San Donà. Diciamo che finora non c'era mai stato un volume che raccontasse in maniera organica tutta la storia. Mancava un'opera complessiva ed effettivamente è stato un lavoro piuttosto lungo, perché ci abbiamo impiegato 5 anni per poter fare un po' ricostruire, tessere la tela di tutti questi 90 anni di calcio biancoceleste. Ne è venuta un'opera decisamente corposa, speriamo che incontri l'interesse di tutti gli sportivi sandonatesi, perché effettivamente la storia del calcio in questa città è importante. È stata difficile, ma è stata di grossa soddisfazione, dato che proprio il contatto vero con i giocatori del passato, che hanno potuto giocare tante partite con la nostra maglia, è stata la cosa che più ha gratificato noi. La lista è lunghissima dei giocatori che hanno giocato con la maglia biancoceleste. Tantissimi sono arrivati in Serie A, ma tanti si sono fermati anche solamente nella categoria in cui giocava il San Donà. Noi abbiamo cercato di dare spazio a tutti. Come nasce questo circolo per il calcio San Donà? Nasce sulla passione e sui ricordi di ex giocatori che io avevo allenato. Ci siamo trovati una cena conviviale e lì, visto l'entusiasmo che avevano messo nel creare questo rapporto dopo più di 40 anni, io ho detto, allora a questo punto ragazzi costruiamo un circolo di modo che attraverso questo circolo camminino ancora le idee di quei tempi, le vostre passioni, e vediamo se arriviamo a costruire un libro sulla storia del calcio San Donà a partire dal 1922 fino al 31 dicembre 1912, sono 90 anni, e riusciamo a chiuderlo. Riuscire a chiudere questo documento per noi è stata proprio la vittoria più bella. Parliamo di questo libro, sicuramente rappresenta una pagina di storia, quindi sarà conservato dal comune di San Donà con molta gelosia. Ho il privilegio di aver acquistato la prima copia ieri mattina. Sì, sicuramente noi abbiamo contribuito non solo adesso che il libro è stato scritto, ma quando c'era l'idea di fare il libro. Non è una pagina di storia, sono 540 pagine di storia con foto, con formazioni, un'opera gigantesca. Devo ringraziare sia Monforte che Pasqualato, Monforte per averlo materialmente scritto e Pasqualato per la banca dati che dispone lui, insomma, che va detto a loro un grande grazie da parte dell'amministrazione comunale.